Amici di Calcio Napoli 24, siamo in compagnia di Paolino Danna, presidente dell'Associazione Culturale Partenopea, nonché del Club Napoli Venezia. Paolino, innanzitutto buonasera, grazie per averci ospitato qui nella Laguna. Il piacere è tutto mio e innanzitutto buonasera a tutti i telespettatori. Grazie, e in primis ti chiedo come avete vissuto questa settimana di avvicinamento a Venezia-Napoli. So che siete un bel po' nel club, e come vivete un po' in generale la tensione prepartita qui da comunque lontano rispetto a Napoli. Beh, chiaro, è normale, insomma, siamo un po' lontani da Napoli. Poi questa è una partita per noi, è un derby, no? Perché possiamo dire per il club Napoli-Venezia è un derby. La stiamo vivendo chiaramente con ansia, sappiamo che non è una partita facile, anzi è una partita complicata perché il Venezia è una squadra ostica. Non dobbiamo capire, è vero, è penultimo in classifica, però purtroppo, proprio perché sono quelle squadre che ti possono dare fastidio, dobbiamo cercare di sbloccare il risultato nei primi 20 minuti. Vero. E invece la tua sensazione su come possa andare poi la gara, oltre questo risultato da sbloccare, sei fiducioso, siete fiduciosi voi del club? Sì, assolutamente, siamo fiduciosi perché poi ultimamente devo dire, a parte sì è vero i 4 pareggi e anche la sconfitta che abbiamo avuto col Como, però il Napoli tutto sommato sta giocando bene. Abbiamo un fuoriclasse e il fuoriclasse si chiama Antonio Conte e con lui credo che non abbiamo problemi, ecco, da questo punto di vista. Ripeto, dobbiamo stare attenti, ecco, questo sì. Proprio Conte oggi in conferenza stampa ha detto sarà come una finale mondiale per noi. Credi a questo sorpasso di domani, perché dopo Atalanta-Inter il Napoli potrebbe essere primo in solitaria? Credi che poi queste 9 gare restanti saranno poi in discesa, visto che da primi in classifica il Napoli avrebbe il destino nelle proprie mani? Beh, sono 10 finali, Antonio Conte ha ragione ed è giusto che pensi a domani, quindi domani è una finalissima, ma poi ci saranno altre 9 finalissime, quindi vuol dire che possiamo arrivare fino in fondo. Pensiamo prima a vincere, pensiamo prima a fare i 3 punti e poi domani sera un pareggino tra Atalanta e Inter, un bel pareggio in modo tale che recuperiamo 2 punti sia sull'Atalanta che sull'Inter. Ci racconti invece come vivete al club l'atmosfera prepartita quando il Napoli gioca nelle altre gare, quindi quando vi riunite, com'è la situazione da voi e soprattutto quanti tifosi poi ci sono con voi nel club? Beh, noi siamo il nostro club, la nostra associazione, perché io volevo precisare che noi siamo un'associazione culturale partenopea, Club Napoli Venezia, siamo una cinquantina di iscritti, di soci, ci ritroviamo chiaramente quest'anno tutte le domeniche e i sabati quando giochiamo in campionato, ma sicuramente da settembre quando ritorneremo in Champions anche durante la settimana, mercoledì o martedì. Siamo una cinquantina e ci troviamo e cerchiamo anche di organizzare anche qualche mangiata, no? in sede. Abbiamo una bellissima sede a Marghera e poi abbiamo come Associazione Culturale Partenopea facciamo anche eventi culturali. Beh, faccio un po' di pubblicità, sabato prossimo, sabato 22 a Mestre, abbiamo la presentazione del libro di Pino Daniele, del noto scrittore e giornalista dottor Perone, che è il caporedattore del Mattino di Napoli, con l'amico Gigi Di Fiore. Ecco, e sono convinto che sabato all'M9, che è un museo, una bellissima sala a livello logistico molto molto bello, sono convinto che faremo anche lì pienone, come sarà il pienone domani chiaramente al Penso. Sold out, ma secondo te riuscirai, o comunque hai in mente poi in caso di scudetto, comunque di volata a scudetto, di scendere più spesso al Maradona? So che tu e anche qualche altro membro del club siete quasi abitué, però diciamo che adesso il finale di stagione sembra essere piuttosto intenso, quindi hai intenzione di scendere? Beh, io sono già sceso per Napoli-Juve e Napoli-Inter, quindi insomma sono stati 4 punti perché 3 con la Juve e un pareggio con l'Inter che dovevamo vincere chiaramente perché ce l'hanno completamente rubata quella partita sul campo, ecco, non voglio gli arbitri li lasciamo stare, noi andiamo oltre perché siamo più forti degli arbitri. L'ultima, è vero che qui a Venezia comunque sono tantissimi tifosi interisti, che tu sappia si sta vivendo un po' questo duello anche qui con i veneziani interisti, tu che presumo avrai tanti amici di altre squadre qui. Sì, no, ma qui a Venezia chiaramente avendo la squadra di Venezia, una squadra che
vada alla Serie B, soprattutto alla Serie A, e mi auguro che in futuro rimanga in Serie A, no? Perché chiaramente a noi fa piacere, anche a noi napoletani fa piacere che viviamo qui a Venezia, che il Venezia sia in Serie A, anzi me lo auguro e glielo auguro di cuore. Qui ci sono tanti interisti, tanti milanisti, tanti juventini ed interisti ce ne sono e chiaramente domani guferanno contro di noi, ma a noi non ce ne frega nulla, ecco, chiedo scusa, uso questo vocabolo, noi andiamo anche oltre alle gufate degli interisti, anzi devono stare attenti loro perché ripeto, Atalanta-Inter è perché a noi ci va bene il pareggio, se no poi possono anche perdere direttamente. Io voglio ringraziare Paolino Danna, ripetiamo, presidente dell'Associazione Culturale Partenopea Club Napoli Venezia. Buona partita domani, ovviamente poi ti aspettiamo al Maradona al più presto. Assolutamente, grazie a voi e niente, buona continuazione, forza Napoli e vinciamo 3-0. Così, la chiude così Paolino, grazie, grazie.